Ripartiamo dal cuore, dall'impegno, dalla passione che avevamo quando è nato il Movimento 5 Stelle, con un sogno anche molto ambizioso, però abbiamo dimostrato, adesso sì, i cittadini lo sanno, che anche a sognare in grande e poi questi sogni possono diventare realtà. Noi in 6 anni siamo diventati partito di governo, non c'era mai riuscito prima nessuno di noi, e vogliamo provare anche a giocarci la stessa scommessa anche per il governo del Veneto. Ricominciare a sognare per portare progettualità e proposte al governo della regione. Presentati i candidati padovani a consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nomi che erano già pronti in inverno, che l'emergenza sanitaria ha però cristallizzato per mesi. Abbiamo approntato la squadra già nel mese di febbraio, la presentiamo adesso per evidenti motivi, perché in questi mesi abbiamo mantenuto un atteggiamento di grande responsabilità e anche in qualche maniera di supporto per quello che potevamo con l'attività della Regione per poter contrastare questo grave rischio che ha minacciato la sicurezza di tutti noi. Capolista Flavio Pinton, già consigliere comunale a Mestrino. Abbiamo energia, voglia e certamente da questo punto di vista siamo sicuramente superiori all'attuale competitor del centro-sinistra, che invece sembra davvero molto debole da questo punto di vista. In lista anche l'ex consigliere comunale Simone Boride. Il Veneto è stato di fatto protagonista del più grande disastro ambientale in Europa, l'inquinamento FAS, ma soprattutto aiutare anche tutte le nostre aziende che sono particolarmente in sofferenza. Non ultimo il piano infrastrutturale. Noi abbiamo un piano delle infrastrutture e dei trasporti pubblici che è fermo al dopoguerra. 3 le donne candidate, tra loro anche Maritza Escobar, attivista pentastellata di Cadoneghe. La mia esperienza è: facciamolo, non diciamolo più tra amici o discutiamone, mettiti davanti, di io voglio che le cose siano così, come si fa, e fa come me. Preparati, mettiti come candidato regionale e crea un programma che porti il Veneto e i cittadini a fare ciò che li farà stare bene.